Al presidente di CTM SpA, Roberto Murru, ieri nominato anche direttore generale dell'azienda, chiediamo cosa cambia in CTM da oggi. Da oggi in CTM il presidente e anche il direttore generale dell'azienda, il consiglio d'amministrazione ha fatto questa scelta che è stata già fatta in altre importanti aziende del trasporto pubblico italiano, penso all'azienda di Milano, all'azienda di Torino, per dare maggiore snellezza operativa alla società e per perseguire gli obiettivi che il consiglio d'amministrazione ha fissato con il suo piano strategico. Quindi esiste un piano strategico, quindi quali progetti per il futuro dell'azienda? Attraverso il suo piano strategico, che è un piano triennale, per il 2017, 18 e 19, l'azienda punta a crescere, a cogliere l'opportunità del nuovo bacino della città metropolitana che si è appena costituita e a partecipare alle gare che ci saranno dal 2020 in poi per l'affidamento dei servizi del trasporto pubblico in condizioni di grande competitività, con l'obiettivo di fare di CTM anche nel futuro il vettore di riferimento della città metropolitana di Cagliari. Grazie Presidente. A voi.